Alessandro Trevisano, Massimo Trevisano, Marco Gasparinetti e Mestre Mia. Quarto appuntamento, buongiorno a tutti, grazie per esservi collegati con noi. Continuiamo con questi incontri con i candidati sindaco. Abbiamo Marco Gasparinetti della lista Terra e Acqua, ok? Oggi pomeriggio ne avremo un altro, avremo Stefano Zecchi, ma ora ci dedichiamo a Marco, ma soprattutto dedichiamo questo momento, come ogni incontro che facciamo, dove i signori Trevisani, che non finiremo mai di ringraziarli per questa bellissima location, consegneranno a Marco un presente, così, un ricordo, diciamo, di questo pensierino, ringraziando di essere venuto appunto nel nostro salotto come nostro ospite e cercando anche noi di dare quel piccolo contributo, diciamo, alla città, a lei. Ringrazio sentitamente. E un in bocca al lupo. E un in bocca al lupo per la sua candidatura. Grazie mille. Ciao, avete proprio di qualità, l'ho toccato con mano entrando, scusate anche il ritardo con cui iniziamo, non stiamo registrando la rassegna stampa. L'importante è che tu sia qui. Sono qui, questa è la telecamera immagino. Esatto. Quindi grazie, la mia... Grazie, buon proseguimento. Grazie. Ancora congratulazioni. Grazie. Tribuna Amministrative 2020. Andrea Sperandio, di Mestre Mia, dialoga con i candidati sindaco al Comune di Venezia. Caro Marco, intanto ti ringrazio nuovamente di essere qui con noi. Immagino che siano giorni intensi, Frenetici. Ti vedo un po' sotto pressione. Di corsa. Ma ci perdiamo tempo, tutto il tempo che vuoi. Esatto, prima di cominciare la conversazione, se sei d'accordo, ti do del lei, va bene Marco? Se l'ho fatto con gli altri, per condicio. Io questa è la prima diretta che faccio, quindi fino adesso le ha fatte la Maria Laura Facini, ho usato questo sistema. Diciamo che noi siamo amici e quindi se qualche volta mi sfuggerà il Marco tu mi perdonerai. Ci mancherebbe. Anzi. Allora, buongiorno a tutti, contrariamente a quanto facciamo da ormai qualche incontro, e questo è il quarto, se non il quinto, no, il quarto. E oggi siamo alle 10:30, oggi lo facciamo di mattina, contrariamente appunto agli altri che sono stati fatti alle 20:45. Allora, abbiamo Marco Gasparinetti, grazie Marco per essere qui presente, della lista Terra e Acqua, candidato sindaco, vive a Venezia. Un veloce profilo: Marco è nato a Udine il 28/11/63, maturità classica al liceo Jacopo Stellini nel 1982, laurea in giurisprudenza magna cum laude, complimenti, all'Università di Bologna nel 1986. Dall'86 all'87 è stato un praticante procuratore legale, dall'87 al 91 assistente al direttore del personale presso il Poligrafici Editoriale, SPA, dal 1991 al 1999 funzionario Commissione Europea, Direzione Generale al Mercato Interno, corretto Marco? Confermo, sì. Dal 2000 al 2001 distaccato presso Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali come responsabile delle relazioni internazionali. Nel novembre del 2001 a maggio del 2020 funzionario della Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, responsabile procedure di infrazione. Attualmente in aspettativa elettorale non retribuita per partecipare alle elezioni comunali. Parla correttamente diverse lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo e tedesco. Sei una forza della natura, Marco. O marziano, o marziano. Autore di una ventina di pubblicazioni su riviste giuridiche specializzate in varie lingue. E questo è quanto. Marco, la prima domanda che vorrei farti, anzi prima di cominciare,
Un giorno una cosa che mi ha impressionato guardando le nostre campagne politiche... Battaglie comuni, diciamo pure anche battaglie comuni. Anche le battaglie comuni forse. Anche le battaglie comuni, ma soprattutto guardando le politiche nazionali mi rimase impressa una cosa, che il conduttore facendo un'intervista ad un candidato cercò di fare un giochino che mi sembra molto carino. Noi ci sentiamo di dire che rappresentiamo la città di Mestre. Certo. Mi piacerebbe... È molto bene, l'ho fatto molto bene. Ti ringrazio Marco. E mi piacerebbe darti una pagellina di benvenuto. D'accordo. Però non insisto, perché magari, sai, c'è qualche candidato che vive a Murano, Burano, Lido, a Venezia, è poco a Mestre, magari non conosce Mestre e potrei mettermi in difficoltà. Per cui, se tu sei d'accordo, io ti faccio 3 semplicissime domande. Se no, non te le faccio. No, ci mancherebbe. Ricordo che chiunque si candidi ad amministrare il comune di Venezia ha il dovere di imparare ciò che non sa, e nessuno nasce imparato, ma ritengo che sia doveroso da parte. Perché poi io ho fatto anche questa considerazione qui, ho pensato che se tu mi fai una domanda di Venezia io non so risponderti, però io non mi candido. Esattamente, assolutamente d'accordo. Allora ti voglio chiedere questa cosa e dopo noi proseguiamo nella nostra... Mi ha incuriosito, vediamo. Ti ho incuriosito. Parliamo di forti trincerati. Tu sai quanti siano i forti trincerati e se riesci a citarne almeno 3? Guarda, è una bella domanda perché sul Corriere della Sera di oggi c'è appunto una mia intervista, perché ieri abbiamo fatto conferenza stampa a Rialto in cui parlavo dei forti trincerati come possibilità per creare dell'indotto a Mestre. Abbiamo molti turisti ormai che dormono a Mestre, ma lo fanno principalmente per attraversare il ponte e venire a intasare Venezia. Mentre ieri, proprio in conferenza stampa con il Corriere, Nuova Venezia e il Gazzettino presenti, ho sottolineato come quello dei forti trincerati sia una opportunità straordinaria, perché potrebbe essere valorizzato con un circuito e anche con le guide turistiche che illustrino la storia di questi forti. Io ho dovuto studiarmi in realtà, sono 12 come i mesi dell'anno, 12 come gli apostoli, chiedo scusa, 12 come gli apostoli, se l'avevo detto bene, i discepoli di Gesù, però che ci sia anche il forte Giuda, ma parliamo pure di fortificazioni e lasciamo parte. Il resto possiamo dire che in senso orario, partendo da sud-ovest, si parte da Forte Poerio e questa bellissima corona, che per me è come una corona di perle che racchiude e protegge Mestre, si conclude con Tepe a nord-est, diciamo, e poi invece Forte Marghera che tutti conoscono. Basta così. Sono 3. Sei troppo informato, va bene. E senti, se mi elenchi anche 3 strade di Mestre. Ecco, la tiponomastica di Mestre per me è stata una sorpresa. Tu sai che mi sono trasferito per queste ultime settimane qui fisicamente a Mestre e ho scoperto con grande piacere che, in realtà lo sapevo, mi sono reso conto del fatto che la toponomastica di Mestre è altrettanto ricca quanto lo è quella di Venezia, perché ci sono le vie e i viali, non so se può contare una risposta, anche il viale in corso, ci sono le calli, ci sono le corti, c'è Porte Legrenzi, c'è Calle del Sale e ci sono le riviere. Ragazzi, io ho scoperto che ci sono almeno 6 riviere, ne ho contate 6 a Mestre, ed è straordinario perché questo ci ricorda la storia comune che ci lega. I corsi d'acqua erano il cordone ombelicale che collegavano Mestre con Venezia, e il fatto stesso che nella toponomastica ci siano almeno 6 riviere, scusate se non le contate tutte, conferma che se lavoriamo insieme forse potremo anche ritrovare delle sinergie anche dal punto di vista economico, e che il turismo che dorme a Mestre troverà occasioni di scoprire Mestre e creare anche dell'indotto economico per chi ha delle attività. Io vedo negozi chiusi dappertutto, ma perché? Se noi riuscissimo a far capire ai turisti quanto è bella Mestre era Zorzetto che diceva, Mestre è bella. Quanto è bella Mestre, pensate quanti turisti che attualmente dormono a Mestre solo per visitare Venezia potrebbero invece andare alla scoperta del Canal Sasso, delle riviere, quei corsi d'acqua che in altre città vengono valorizzati. Tutte le grandi città sono sviluppate intorno a un fiume, pensiamo a Parigi, Praga, pensiamo a Londra, e Mestre aveva il suo fiume, il Marzenego. Guardate in che stato è ridotto. Perché? Perché dobbiamo pensare che l'acqua va nascosta, va sotterrata, interrata, quando invece in tutte le città del mondo cerchiamo di valorizzare quelle aree in cui appunto anche il turista, parliamo pure del turismo, si sente a suo agio e ha piacere di fare una passeggiata. Quindi, se vogliamo parlare di nomi di vie, per carità, siamo in Corso del Popolo, che è anche la sede della nostra web radio, e partire dal Corso del Popolo.
se parliamo di Viale, Viale San Marco, perché per me è un anello di Va congiunzione bene. dove vivono molti ex veneziani. Non sono riuscito a prenderti in castagne. D'accordo. Sarebbe allora, grave, sarebbe allora grave. ti farò l'ultima, che forse è un po' più complicata, ma vediamo se sai rispondere. Se mi elenchi 3 scuole di Mestre. D'accordo, scuole, qui ci devo pensare però, di quale ordine e grado, tutte? Quelle che vuoi. Guarda, chiaramente il liceo Franchetti, credo che tutti conosciamo il liceo Franchetti, e poi se parliamo di scuole anche dell'infanzia, primarie e delle medie, possiamo dire la Vecellio, sicuramente la Querini, la Giulio Cesare, credo ci sia una scuola Giulio Cesare anche a Mestre, e non lontano da qui esattamente. Poi potremmo parlare della ex di Amici, se eventualmente, ma ne parliamo dopo. Ah, che bello. Sai che noi siamo molto sensibili a questo, ne parliamo dopo. Anch'io. Allora, caro Gasparinetti, adesso siamo a Mestre. Sì. E 2021 si vota. Perché ha pensato di candidarsi? Una Scusate, risposta... interrompo solo per dire questo: se riusciamo a fare avere delle risposte anche brevi, Sì, brevi. riusciamo ad avere più domande Benissimo. da fare. Ti rispondo con 2 parole. Bene. Perché mi sono candidato? Dopo averlo escluso, perché gli amici sanno che ho sempre rifiutato quando mi veniva chiesto, la risposta la posso dare in 2 parole: per disperazione. Mi sono guardato intorno in questi mesi di lockdown, ho visto 2 città in ginocchio, Mestre e Venezia. Ho visto problemi che non mi sarei mai pensato di trovare in questo territorio comunale, che è ricchissimo e che conosce invece dei problemi spaventosi di sicurezza, problemi economici, serrande chiuse, famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. Il mio no grazie diventava difficile da assumere dopo aver fatto per 6 anni attività civica in una piattaforma apartitica, che comunque ha fatto qualcosa di buono per la città. Sarebbe stato vissuto da alcuni come un tradimento, perché nel momento della necessità, nel momento del bisogno, quando il gioco si fa duro, è giusto accettare di sporcarsi le mani con le elezioni. Quindi la risposta di parole è per disperazione. Ma cosa rappresenta per lei la città di Mestre? La città di Mestre per me rappresenta la Milano del nord-est, perché ha tutte le carte in regola per diventarlo, e ha anche una carta in più rispetto a Milano, che è l'accesso al mare. Milano non ha accesso al mare. Pensate cosa si potrebbe costruire in qualunque altro paese del mondo in una città che dispone di un porto come Porto Marghera con 2200 ettari di retroporto, di una stazione ferroviaria come quella di Mestre, di un aeroporto che è il terzo d'Italia. Ma ci rendiamo conto che Mestre può diventare la Milano del nord-est, ha tutte le carte in regola per esserlo, e richiede soltanto persone che abbiano il coraggio di osare, volare alto. Basta con la mediocrità. Noi siamo circondati da persone mediocri che hanno sfruttato e violentato Mestre in questi decenni e non hanno avuto neanche il coraggio di scusarsi per ciò che hanno fatto a Mestre. Lei ci spiegherà fra un pochino come la pensa riguardo alle municipalità. Volentieri. Tornando al discorso di Milano, che l'ha citato lei, non l'ho tirato fuori io, vorrei fare evidenziare questa cosa. Milano, per esempio, non ha mai voluto integrare le periferie, lasciandole, diciamo, quindi con le proprie autonomie comunali, no? Vorrei chiederle perché, ma questo per dare continuità a dei punti di integrazione. Quindi nelle periferie esistono le chiese, i ritrovi, le palestre, e quindi è stata una scelta che, parlando appunto di municipalità, ha favorito il concetto di municipalità, il fatto che sia importante avere le municipalità, naturalmente non depauperate come lo sono adesso, che fra l'altro mi viene anche da pensare che se rappresentano un costo, ma se i dipendenti delle municipalità vengono anche pagati, qualcuno verrà anche in mente che c'è anche un danno erariale, no? All'orizzonte. Come la pensa lei a riguardo? Guardi, noi siamo gli unici ad avere inserito nel programma la figura del pro sindaco con una modifica dello statuto comunale, perché per rendere questa figura stabile e non revocabile, perché il sindaco di turno si alza la mattina di cattivo umore, noi proponiamo nei primi 90 giorni una modifica dello statuto comunale che restituisca a Mestre il suo pro sindaco.
Io sono passato davanti alla targa che ricorda il grande Gaetano Zorzetto poco fa e credo che molti a Mestre ricordino con affetto Gaetano Zorzetto. Riteniamo che per dare un senso al pluralismo e alla ricchezza di questo territorio sia indispensabile ripristinare una figura di prosindaco, ma che venga inserita nello statuto comunale in modo tale da essere irreversibile, che non dipenda dai capricci del sindaco di turno, chiunque sia il sindaco. E a partire da questo possiamo poi ragionare anche delle municipalità, perché Marghera, nome Mestre, ha diritto ad avere una sua municipalità con delle deleghe e anche con una capacità di spesa, con il suo personale, con servizi decentrati, perché il comune attuale sta chiudendo i servizi ovunque, parlo delle isole che conosco meglio, Giudecca è chiusa, l'anagrafe a Murano è aperta 2 giorni alla settimana. Perché? Il cittadino non deve fare chilometri per andare a richiedere un certificato che gli spetta come diritto. Il decentramento è importante, noi siamo per il decentramento e riteniamo che Mestre innanzitutto abbia diritto ad avere un prosindaco e che le municipalità vadano ripristinate nella pienezza dei poteri delle deleghe che avevano, magari anche aggiungendo qualcosa, perché in un territorio come questo, in cui, se ci pensate, per spostarci da Pellestrina a Favaro o da Burano alla Malcontenta o alla catena Parco Catene di Marghera, pensate con i mezzi pubblici il tempo necessario è equivalente a quello che serve per andare in treno da Venezia a Milano. Quindi non è possibile non attuare forme di decentramento che facilitano la vita del cittadino. È un dovere per il sindaco, chiunque sia il sindaco. Lei sa quanti abitanti ha la municipalità di Marghera? Allora, andiamo per ordine. Noi abbiamo fatto una stima che è utile anche ai fini di queste elezioni, in base alla quale attualmente il 35% della popolazione con diritto di voto nel comune di Venezia vive nelle municipalità di terraferma Mestre esclusa. Mestre Centro è il 34% e effettivamente, se andiamo a fare il conto, ciò che rimane Venezia Isole siamo rimasti al 31%, per colpa dello spopolamento che Venezia ha conosciuto in questi ultimi decenni, negli ultimi anni, e che si conferma al ritmo di 1000 residenti all'anno. La tragedia è che adesso comincia a perdere abitanti anche a Mestre, perché con questo sindaco abbiamo perso in 5 anni 10.000 residenti, di 5.000 a Venezia, degli altri 5.000 qui. Ora Marghera credo, non ho la memoria, che sia intorno ai 30.000. No, posso siamo anche sbagliare. 50.000. Quanti? 50, quasi 50. Grazie per me. Corretto, io avevo dato complessivo. No, questo era per dire, Gasparinetti, che Ho detto di voto, 50.000 sì. abitanti e non avere una municipalità. Certo, chiedo scusa, io ovviamente gli aventi diritto di voto, mi perdoni. Come voi sapete gli extracomunitari non hanno diritto di voto, i minorenni non hanno diritto di voto e nella mia testa purtroppo subentrano deformazioni in questo momento da candidato sindaco, perché noi siamo andati a contare la popolazione con diritto di voto. Sappiamo che i residenti con cittadinanza europea possono votare, a Marghera come a Chirignago c'è una fortissima presenza di cittadini extracomunitari, quindi chiedo scusa per aver ragionato già da candidato sindaco. Sì, perché in questo momento stiamo ragionando con popolazione gli aventi complessiva, diritto. certo. Allora, che sono importantissimi. Grazie. E non lo trascuriamo. Gasparinetti, una cosa, conosce la storia di Mestre? Ha letto qualche libro a riguardo? La storia precedente il Novecento ha lasciato quali tracce nella città? E quale ruolo dovrebbe avere il comune nella tutela delle testimonianze storiche? Beh, questa è una bellissima domanda, però non credo di poterla cavare con 3 parole, quindi se mi date il tempo di rispondere. Innanzitutto sì, sto leggendo e ho letto libri sulla storia di Venezia, l'ultimo fundata è questa Storia di Mestre di Pierluigi Rizziato, che considero veramente una opera preziosa per chiunque come me voglia imparare e che si ponga con umiltà nei confronti di una città che magari non conosce in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo soprattutto la fortuna di avere una web radio qui a 100 metri e come lei sa in questi giorni stiamo ospitando fiori storici e di personalità della cultura mestrina, e sottolineo mestrina, al ritmo di 2 o 3 persone ogni sera alle 18:30 abbiamo la diretta web radio che potete collegare tramite il link terreacqua2020.it, sul menu principale c'è la web radio, è una diretta che poi viene riproposta il giorno successivo in modalità podcast. Ieri ad esempio avevamo parlato appunto di storia di Mestre e del Sacco-Bello, conoscete il libro Sacco-Bello? L'abbiamo presentato. Ecco, l'avete presentato, ecco, non avevo dubbi. Di conseguenza il lascito, diciamo, degli anni del Sacco-Bello purtroppo è tragico a Mestre. Io ho 3 esempi in mente, sono Parco Ponci, l'antica posta, e se vogliamo andare più indietro nel tempo, perché questo non è il periodo del Sacco Bello, Torre Belfredo.
Francesco Chico Brunella abita in una via che si chiama Vittorio Belfredo, perché lì c'era una torre spettacolare, di cui ho visto le immagini, e mi chiedo come si sia potuto demolire una torre come quella solo per questioni di viabilità, per un miglior collegamento con Treviso. Beh, si poteva fare una piccola curva e lasciarla dove era la torre Belfredo. Quindi Mestre è stata saccheggiata nel corso dei decenni. Bisogna anche dire, a parziale discolpa dei politici che si sono succeduti, che Mestre nel 1848 aveva 8.000 abitanti, nel 1916 ne aveva 18.000, è passata a 180.000 abitanti. Moltiplicando per 10 il numero di abitanti credo che sia una cosa unica in Italia. Di conseguenza questa fame di spazi si è tradotta in una speculazione edilizia, in assenza di piano regolatore, senza neanche pensare alle conseguenze, ed era un invito a nozze chiaramente per chi poteva speculare su quei terreni che da agricoli diventavano edificabili. Vi lascio immaginare, qualcuno ricorderà forse ancora il sindaco Favaretto Fisca e il processo intentato a Favaretto Fisca a Montanelli, peraltro conclusosi con il ritiro della querela perché Montanelli stravinse su tutti i fronti, però ecco, questi erano gli anni in cui a Mestre effettivamente si faceva di tutto e senza pensarci due volte. Grazie. Noi siamo un po' prevenuti nei confronti dei candidati sindaco, prevenuti, Certo, e le spiego perché. Fate benissimo. Perché Mestre ha patito, ha sofferto, tuttora è una città inascoltata. Mi verrebbero in mente mille domande da farle su questo, però siccome non voglio perdere il filo del discorso e avrei una infinità di domande da farle, mi limito a chiederle questa cosa che si ricollega al fatto della radio. Recentemente avete creato una web radio, avete dato spazio, anche molto spazio mediatico, alla diffusione del messaggio che vede come prima voce l'aspetto culturale. Mi corregga se sbaglio. Assolutamente si conferma. Questa web radio avrà una continuità anche post elezioni, e qualora lei non venisse eletto scomparirà anche la radio? Può fare chiarezza sul merito? Mi farebbe piacere, perché avendone pagati io i diritti, che vuol dire la licenza e i diritti SIAE, posso già dire che la radio continuerà a oltranza. Attualmente abbiamo uno studio in Corso del Popolo, è uno studio che si può trasferire anche altrove, la radio in quanto tale continuerà, anche perché ha un successo che va oltre ogni aspettativa, perché è una radio libera, è una radio in cui abbiamo dato spazio a persone che naturalmente sono molto lontane da noi, anche politicamente, come il bravo Andrea Casadei, come altre persone che in questi giorni si sono alternate. È una radio libera. Ed è grazie a questa radio che stiamo anche elaborando alcune proposte per Mestre. Voi sapete che abbiamo un programma che è già stato pubblicato sulla nostra pagina internet, e sono 25 capitoli in cui affrontiamo i temi orizzontali che riguardano tutto il territorio comunale. Ma così come al Lido abbiamo presentato una scheda territoriale che affronta le opportunità, io non voglio parlare di problemi, opportunità di un territorio come quello del Lido, che non è Venezia perché le sue caratteristiche sono punti di forza, altrettanto faremo a Mestre, quindi preparate delle grandi sorprese. Ed è grazie proprio al lavoro della radio e delle personalità di cultura che si sono alternate in questi giorni che io posso dirvi una delle nostre proposte sarà la creazione di un museo diffuso di Mestre. Un museo diffuso che veda nell'M9 quello che è stato concepito, è il Museo del Novecento, ma a Forte Marghera potremmo avere un museo del Risorgimento, perché ci sono moltissime testimonianze storiche di quello che è stato il Risorgimento 48-49, molte delle vie di Mestre tuttora portano i nomi degli eroi del Risorgimento. E scusate se mi permetto di anticipare una cosa che non ho detto neanche ai giornalisti ancora, ho parlato prima della ex De Amicis, perché non pensare che la ex De Amicis possa diventare sede di quel museo di Mestre che molti sognavano e che il grande De Gelthoff aveva immaginato raccogliendo questi reperti, e come lui ci sono sicuramente altre persone che nel corso del tempo hanno avuto questo amore di preservare tracce del passato. Come sapete noi abbiamo in lista Laura Urbani De Gelthoff, candidata a consigliere comunale per Terra e Acqua, con il concetto del museo diffuso che dall'M9 a Forte Marghera alla ex di Amicis potrebbe, come dicevo prima, dare anche dei motivi al turista che dorme a Mestre di restare a Mestre, di creare anche dell'indotto per l'economia locale, di fare il giro dei forti con le guide turistiche, a questo punto locali di Mestre, e creare dei posti di lavoro. E altrettanto si potrebbe fare con un museo diffuso che potrebbe anche avere una sua ulteriore
collocazione dell'antica posta con il Museo di Storia Postale. E questo lo dico all'amico Andrea Fusati, che sogna da tempo, e credo abbia ragione di farlo, qualche spazio in cui si possa anche parlare di storia postale. Sapete che sono in questo dipartimento, che sono anch'io parte del Comitato Antica Posta. Se diventassi sindaco credo che darei seguito a queste idee, che non devono rimanere sogni nei cassetti. Come dicevo prima, bisogna avere il coraggio di volare. Finché restiamo a litigare fra di noi nel fango non andremo lontano. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, parlando appunto della nostra storia, viene quasi spontanea farle questa domanda. Quali rapporti dovrebbe avere il Comune con le sovrintendenze? Ritiene che il centro storico di Mestre si fermi a Piazza Perretto e qualche volta qualche via adiacente, o si tratta di un aspetto funzionale anche nella proposta contemporanea, come ad esempio per i padiglioni dell'ex Umberto I? Piazza Barche va riproposta come parte di un allargamento del centro storico? In tal caso la vecchia posta non dovrebbe avere insieme all'antico approdo un ruolo, diciamo, in tal senso significativo? Rispondo molto volentieri partendo proprio dall'ex Umberto I. Vorrei citare Pierluigi Rizziato, appunto, che sulla storia di Mestre parla della scelta infelice del campo scientifico che è stato collocato, come sapete, in via Torino, e le conclusioni che ne trae Rizziato non sono lusinghiere, perché è un corpo strano rispetto alla città. Proviamo a immaginare per un attimo se proprio l'ex Umberto I, una volta ristrutturato, avrebbe immaginato una facoltà all'ex Umberto I, che è centrale. Questo sì creerebbe ricchezza anche per la città, perché sarebbe collocato in posizione tale che, anziché essere un corpo estraneo, lontano, sarebbe parte integrante della vita cittadina. E questa è una prima risposta. Sull'antica posta credo aver già risposto. A me piange il cuore quando vedo il quadro del Canaletto, non ce l'ho in casa per carità, quando vedo l'immagine del quadro del Canaletto che ritrae l'antica piazza Barche, vedo cosa è diventata adesso, e effettivamente non dico che si debba ripristinare la testata del Canal Sansio ex fossa Gradeniga nelle sue diciamo articolazioni così com'erano, però quantomeno riqualificare tutta quella parte di Canal Sansio che arriva quasi fino a piazza Barche e prosegue in direzione Forte Marghera è un qualcosa che possiamo sicuramente pensare, su cui stiamo lavorando. Peraltro ti dico anche prima, stiamo lavorando su un rendering provvisorio di quello che dovremmo fare intorno al Canal Sansio, perché come ho dichiarato ieri ai quotidiani, il Canal Sansio ha il potenziale per diventare l'equivalente dei Navigli di Milano. I Navigli di Milano sono un quartiere in cui effettivamente anche un turista di passaggio piace di fermarsi e bere qualcosa, è il quartiere più chic. Poco fa lei ha citato l'università, no? Allora, le faccio una domanda, le giro una domanda del nostro follower, perché me ne sono arrivate parecchie, diciamo, no? Dunque, Mestre vuole interagire di più con le università, a partire naturalmente dal campus scientifico di Ca' Foscari, anche per valorizzare la sua storia e l'identità di città di scienza e tecnologia. Una delle forme di tale interazione potrebbe essere la istituzione di borse di studio per giovani dottorandi. Sarebbe favorevole lei alla creazione di un premio Città di Mestre, finanziato in parte dal Comune, che naturalmente se ne facesse lui promotore, ovviamente, per dottorati nelle discipline del campus? Assolutamente sì, aggiungo che io sarei anche favorevole al ripristino della festività di San Michele, 29 settembre, correggetemi se sbaglio, perché Mestre aveva questa tradizione, non vedo perché non debba esserci a Mestre una ricorrenza in cui Mestre si raccoglie intorno al suo santo patrono, che è San Michele. E così come il premio Città di Mestre, ritengo, avrebbe la capacità di ridare a Mestre la dignità che merita, perché Mestre non è la Cenerentola di Venezia. Mestre ha pari dignità e chiunque si candida a fare il sindaco deve avere delle proposte anche per Mestre. Senta, stando sempre un po' sull'argomento, parliamo di centri di ricerca. Si sta procedendo alla messa in moto del nuovo centro internazionale di ricerca sui cambiamenti climatici, previsto dalla legge a Venezia. È favorevole, vista l'esistenza a Mestre del campus e dei centri di ricerca sul clima al Vega, di sfruttare le evidenti sinergie e di collocarlo quindi nelle prossimità di tali strutture? Allora, qui la risposta sarà più articolata, perché io sono sempre a favore delle sinergie, vedo grandissime sinergie tra il polo chimico di Marghera, centri di ricerca che potrebbero trovare spazio a Mestre e l'Università Ca' Foscari.
parliamo invece di cambiamento climatico, io vorrei denunciare un bluff, perché tutti parlano di queste cose, ma non abbiamo ancora visto i soldi, non abbiamo visto il decreto istitutivo, non abbiamo visto nulla. Fa parte delle 1000 promesse elettorali a cui il PD ci ha abituato e sarei anche stanco di sentirmi promettere dal PD delle cose che poi non vedo. Siamo stanchi. Ascolti, qualche domanda anche velenosa ci è arrivata. Benissimo, guarda, posso dire una cosa? Solo i mediocri hanno paura delle domande velenose. Beh sì, questo sicuramente. La domanda dice, io ho fatto un copia e incolla della domanda esattamente scritta così. Come pensate, dopo anni di richiamo al centro storico, di ottenere un buon risultato in terraferma, dalla quale fino a pochi mesi fa volevate distinguervi in maniera radicale? Questa è una domanda meravigliosa perché dimostra tutta l'incomprensione, chiamiamola così, e se uno non viene compreso perché si vede che è colpa nostra. Centro storico quale? Mestre ha il suo centro storico, che è più antico di quello di Venezia. Allora, chi mi pone la domanda in questi termini già mi costringe a precisare che se parliamo di centro storico, per me in questo momento sono a Mestre, il centro storico è questo. Se la domanda si riferiva forse nell'intenzione dell'autore a Venezia, mi dispiace, noi rifiutiamo di essere considerati il centro storico. I veneziani ritengono che Venezia sia una città e Mestre è una città. Per ritornare al discorso di prima, perché credo di aver illuso involontariamente la domanda sulla sovrintendenza, il centro storico di Mestre va tutelato, ma la tutela della sovrintendenza non può limitarsi al centro storico, peraltro mai definito con esattezza. Ma come si fa a definire Venezia centro storico riferendosi, che so io, a Baia del Re o a Santa Marta o alle periferie di Venezia che alle sue periferie? Cioè smettiamo con queste cose. Il referendum c'è stato, il 1 dicembre abbiamo preso atto del risultato, noi cerchiamo di recuperare nel senso profondo e siamo gli unici a farlo, promettendo in caso di vittoria di ripristinare le figure pro sindaco. Questo è un modo costruttivo, non rivangando al passato, perché scusate c'è un vecchio proverbio, acqua passata non macina grande. E se parliamo di centro storico, Mestre ha il suo e Venezia non è il centro storico di Mestre. Senta, sa che io personalmente l'associazione è di forte identità cittadina, Certo. Non sono un giornalista e non so fare probabilmente le interviste, rispondo ai nostri follower, rispondo alle persone che ci scrivono, alle persone che vivono la quotidianità, alle persone che fanno anche le domande più banali, capito? Passando quindi, diciamo, da un discorso all'altro, vorrei dare molto spazio anche a questo, perché abbiamo un estremo rispetto, ma anche la necessità di stare compatti e uniti e vicini anche da questo punto di vista. Le faccio una domanda che non c'entra nulla con le cose che abbiamo discusso fino adesso e che riguarda lo sport. Allora, l'associazione Calcio Mestre, le dice qualcosa? Sì. Altro calciato che sì. Ecco. L'associazione Calcio Mestre ha 111 anni. Esatto. Io ricordo che quando venni a conoscenza di questa cosa mi meravigliai tantissimo perché le più blasonate italiane, alcune delle più blasonate italiane ne hanno meno, per dire. Verissimo. È senza dubbio una delle realtà sportive più radicate nel tessuto sociale cittadino, ma di fatto negli ultimi decenni non ha mai avuto la considerazione che merita. Una squadra che porta il nome della città, penalizzata spesso da scelte politiche che vedevano questa società più come un fastidio che una risorsa sociale. Un'anomalia che non si verifica in nessun'altra realtà italiana, tanto da arrivare al paradosso che si vive sempre con il dubbio che ogni stagione sportiva sia l'ultima. Cosa si impegna a fare la sua lista in tal senso? Guardi, è molto semplice, lei ha usato il termine giusto, innanzitutto questa non è una domanda banale e premetto che le domande non sono mai banali, casomai ad essere banali possono essere le risposte di chi non cerca di mettersi nei panni di chi chiede. Quindi la domanda non è banale e nessuna domanda lo è. Ha usato il termine giusto quando diceva che certe realtà sono state vissute con fastidio, perché la tendenza tragica di questo comune è di aver cercato di creare dei monopoli. Pensiamo ai disastri che ha fatto Consorzio Unico, Consorzio Venezia Nuova, gli scandali del Mose. In materia sportiva si è cercato di creare un monopolio perfetto
parliamo anche di basket con la Rai, e un altro monopolio con il Venezia Calcio, che ha voluto fondere i colori di due realtà completamente diverse, con l'obiettivo anche di fare una grande speculazione edilizia a Tessera con il nuovo stadio, che presupponeva chiaramente lasciare il Baracca in uno stato di abbandono, e altrettanto probabilmente con il Penzo, perché questa è la classica strategia degli speculatori: aspettare che qualcosa vada in rovina, antica posta, per poter poi dire ma tanto, se rovinassi, e quei rovinassi non si fa niente, andiamo a costruire un nuovo stadio, nuovi edifici. Questa è speculazione. Il Mestre Calcio ha una storia centenaria, come lei ricordava, ha diritto ad avere un suo stadio, e vorrei estendere il discorso anche al Mestre Basket. Ecco, scusi, Perché stiamo nel Mestre non stiamo Calcio. sul pezzo. Baracca va messo in condizioni di poter permettere al Mestre Calcio anche di ambire alle serie, alle categorie superiori. Ci sono dei lavori da fare, come candidato sindaco io mi impegno a finanziarli, così come mi impegno a mantenere al penso quella realtà, che per i veneziani è importante. Quindi io non intendo assolutamente liberarmi del Baracca sbaraccando, scusate il gioco di parole, anzi ritengo che il Presidente Serena abbia diritto di ricevere degli aiuti da parte del Comune, perché sarebbe in linea con la storia di questa straordinaria città, che ormai è città metropolitana, in cui rimaniamo al passato, in cui coesistono due grandi città, Mestre e Venezia, scusate se ho usato un termine abusato. Il Presidente Serena ha diritto di potersi rivolgere a un sindaco senza sentirsi sbattere la porta in faccia. Questa era una domanda che, permetto di dire, è stata fatta da una persona all'interno appunto del Calcio Mestre, mi riferisco all'amico Andrea Picconi Sbaraglini. Ah, Andrea, un saluto, anche se non ci siamo mai conosciuti, ma lo seguo. C'era la seconda domanda, Sì. sempre inerente lo sport, guardi Gasparinetti, per noi è molto importante. Certo. Abbiamo avuto dei momenti meravigliosi, dei trascorsi veramente meravigliosi col basket, con la scherma, col nuoto, con tantissime attività. Allora, lo stadio Baracca, pur storico patrimonio cittadino, rimane a tutt'oggi inadeguato per qualsiasi prospettiva di crescita, non essendo ancora omologato per la Serie C. Non crede che sia arrivato il tempo, lasciamo da parte progetti faraonici che di fatto si sono dimostrati realizzabili, che la città di Mestre meriti finalmente un impianto adeguato e funzionale per poter programmare il proprio futuro al pari di tutte le altre realtà? Assolutamente sì, sapendo poi che la domanda viene da Andrea, devo dire, non faccio fatica a dirgli: Andrea, e guardami negli occhi, noi su questo ci impegniamo. Credo di essere una persona di parola, l'unico motivo per cui molte persone hanno chiesto a me di candidarmi, perché per me stretta di mano vale contratto e la parola data è sacra. Se il piano A è omologare il Baracca con gli investimenti necessari, troveremo il modo di farlo. Se esiste un piano B, fatecelo sapere. Il piano B per noi non può essere l'ennesima speculazione a Tessera, perché dal punto di vista economico quella speculazione si giustifica soltanto con la creazione di alberghi, centri commerciali. Basta centri commerciali, Mestre ne ha già troppi e i centri commerciali stanno uccidendo i negozi di vicinato, le botteghe di prossimità. Sappiamo tutti che nel business plan di un nuovo stadio, per renderlo economicamente autosufficiente, ci sarebbe un consumo di suolo spaventoso, perché intorno allo stadio sorgerebbero altre cose, alberghi e centri commerciali, mentre noi come Terra e Acqua siamo per una moratoria immediata e senza eccezioni. Basta megastrutture, basta centri commerciali. Di conseguenza il nostro piano A sarà ridare al Baracca la dignità che aveva. Se ci fossero progetti, proposte per fare un nuovo stadio altrove, pensiamo piuttosto a Marghera. A Marghera ci sono gli spazi sterminati dove poter fare un nuovo stadio. Questa è la mia risposta. Ascolti, ecco, visto che parlavamo di centri commerciali, non ci sono troppi supermercati e centri commerciali attorno a Mestre? Lei dirà di sì. Credo la risposta. Noi lo diciamo già da un bel Credo la pezzo. risposta. Questo incide Assolutamente sull'economia della città? Ma non c'è minimo dubbio. Non c'è minimo dubbio che l'eccesso di centri commerciali ha strangolato l'economia cittadina, costringendo molte attività economiche a chiudere. Per questo, ripeto, noi per primi abbiamo proposto la doppia moratoria, parlo di candidati sindaco, voi per primi come Mestre Mia, ma se parliamo di elezioni comunali 2020, noi per primi abbiamo proposto, e devo dire con grande piacere, che il candidato sindaco Baretta ha ripreso questa proposta e la candidata sindaco Sara Visman ha ripreso a sua volta questa proposta. Qui ci sono almeno 3 candidati sindaco che su questo parlano la stessa lingua.
Comunque io penso che anche lei avrà avuto modo di cambiare qualcosa nel suo ragionamento anche su Mestre, cioè naturalmente su Venezia, ma parliamo di Mestre, alberghi, industrie, case, Covid, possiamo citare anche il Covid. Certo. Com'è cambiata, se è cambiata la sua idea di futuro per questo territorio? Perché qui le dinamiche oggi sono profondamente cambiate, adesso mi viene in mente i nuovi alberghi di via Camarcello, d'accordo? Che dovevano essere degli ostelli, ma alla fine assomigliavano più a un dormitorio che altro, ma c'è stato il crollo del turismo e ora ci troviamo in una situazione profondamente diversa da come era iniziata. Allora, vi direi innanzitutto che c'è un principio molto semplice da illustrare, lo ha fatto un premio Nobel dell'economia, ma in modo tale da essere capito anche dalla Massai. Mettere tutte le uova nello stesso cesto è sempre un errore, perché se cade il cesto in cui erano contenute tutte le uova, non ci sarà cena a tavola per la famiglia. Di conseguenza il cardine del nostro programma per Venezia e per Mestre è la diversificazione economica ed è un principio elementare di economia. Tutte le monoculture, che siano quelle della banana, dello zucchero, del turismo, rendono fragile e vulnerabile la comunità di persone che poi dipendono da questa monocultura. Nel mix ideale del Comune di Venezia è chiaro che il turismo svolge un ruolo fondamentale, ma non può essere l'unico, perché la prima crisi internazionale, la prima pandemia, come abbiamo purtroppo toccato con mano in questi mesi, se quella è l'unica fonte di reddito, ci troviamo con le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, con delle famiglie sul lastrico, con delle attività economiche che chiudono. E la cassa integrazione non è eterna, la NASPI non è eterna, gli aiuti che stanno dall'Europa non sono eterni. Dobbiamo rendere la nostra economia resiliente e potenzialmente autosufficiente. E mi spiego subito, per noi è importante che la linea di galleggiamento, il break-even point, come lo chiamano gli economisti, sia rappresentato da quell'economia locale in cui c'è il residente che va a fare la spesa nel negozio. Basarci soltanto sui turisti che poi non ci sono vuol dire andare dritti verso il fallimento. Poi quando arriva il turismo sono profitti, sono utili. E un SPA nasce per creare profitti e anche per creare posti di lavoro, ma dobbiamo dotarci di un sistema in cui l'economia locale sia più resiliente, è un termine che si usa anche in materia di cambiamento climatico, e che sia in grado di affrontare anche eventuali crisi future, perché questa è stata una crisi drammatica. Ma purtroppo vivremo un secolo di grandi cambiamenti climatici, flussi migratori, potenziali crisi internazionali generate appunto da questo duplice impatto, no? Pensate a ciò che vuol dire per il Bangladesh essere un paese completamente sotto il livello del mare se ci fossero 60 milioni di persone che si mettono in marcia. Questo è il secolo che stiamo vivendo, sarà un secolo di grandi cambiamenti, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare il cambiamento, non navigando a vista come abbiamo visto fare questo sindaco in questi mesi, che prima ha sottovalutato, ridacchiava sul coronavirus, perché l'ha chiaramente sottovalutato, poi è sparito, poi è tornato perché imitando Zaia, grande Luca Zaia, che tutti i giorni aveva la sua diretta, il sindaco ha cercato di recuperare, ma abbiamo visto tutti nelle prime settimane di coronavirus come questo sindaco in carica stesse navigando a vista. E l'assessore al turismo, perdonatemi, dov'era? In una città che vive di turismo, l'assessore al turismo era sparita. No, è ora di cambiare musica. Senta, una cosa, prima, se non vado errato, avevamo fatto qualche cenno sugli interessi pubblici, sugli spazi pubblici. Le faccio questa domanda, che è una domanda che, vedendo la realtà, diciamo, anche attuale, ha un suo perché. Il Comune, secondo lei, deve essere un facilitatore degli investimenti o anche un soggetto promotore di controllo degli interessi pubblici, in questo senso? In questo caso l'area tra San Giuliano e il Pili dovrebbe essere mantenuta a servizio pubblico o trasformarsi con interventi privati? Quale area in particolare? Per capire dove c'è la ciclopedonale adesso che attraversa da San Giuliano e Pili. Parliamo del lato Pili o del lato San Giuliano? No, lato Pili. Lato Pili. Io vorrei rispondere prima alla domanda generale, poi entriamo nello specifico sulle dei Pili. Certo che sì, il Comune deve essere facilitatore. Vi dirò di più, se diventassi sindaco ho in mente un panel di esperti, non importa il nome che gli vorremmo dare, in cui sono certo che persone di grandissimo spessore lavorerebbero insieme con noi per attirare investimenti e riportare ricchezza a Mestre e a Marghera in particolare, dove ci sono gli spazi enormi per poterlo fare. È chiaro che noi parliamo
di futuro se siamo in grado di costruirlo, altrimenti stiamo improvvisando. Io ho una vita professionale che mi ha visto all'interno delle istituzioni, per 30 anni governo italiano, Commissione europea, parlo 5 lingue, credo che il sindaco di Venezia deve essere in grado di telefonare a Bill Gates, telefonare a grandi investitori e dirgli guarda gli spazi che abbiamo, vogliamo lavorare insieme, e il sindaco deve essere facilitatore, ma lo farà più facilmente se magari parla anche qualche parola inglese, cosa che né il sindaco attuale né il presidente di municipalità, a quanto mi consta, sono in grado di fare. Ascolti, molti dei nostri iscritti, mestrini in generale, adesso non specifichiamo chi, come e quale, vuole conoscerla meglio. Okay? Giustamente, vuole conoscerla meglio. Quindi le chiedo questo, lei accetta il dibattito e anche le discussioni e opinioni contrarie alle sue? Certo che sì, abbiamo 6 anni di storia che lo dimostra e non credo proprio che su questo possano esserci dei dubbi. Il mio rispetto per il contraddittorio è tale che non ho risposto alla domanda sui pili, perché non mi sembrerebbe giusto accusare il sindaco uscente di qualcosa di illecito ai pili quando il sindaco uscente non può rispondere. Questo è il mio rispetto nei confronti delle persone. Che cos'è per lei il rispetto istituzionale? Ecco, il rispetto istituzionale è un'altra cosa, perché il rispetto alle persone deve esserci sempre, a prescindere. La persona è persona e va considerata e rispettata nella sua dignità umana. Il rispetto istituzionale è altra cosa. Nel momento in cui indossiamo una giacca, una cravatta, un doppio petto, quello che è, rivestiamo un ruolo che è un ruolo pubblico. Senta, che opinioni ha lei delle associazioni culturali in genere e delle associazioni culturali, tra virgolette, scomode? Allora, vorrei provare a distinguere fra le associazioni culturali, appunto, che fanno cultura, che producono cultura, e le associazioni di comodo nate soltanto per ricevere finanziamenti da qualcuno. Sappiamo che la paghetta del sindaco è stata distribuita con criteri che nessuno ha capito alle associazioni amiche. Le associazioni scomode hanno il mio rispetto proprio perché nel momento in cui hanno il coraggio anche di fare proposte in modo costruttivo, a volte anche in modo critico, rispetto a un sindaco uscente che ha dimostrato effettivamente di avere una sua concezione un po' padronale del potere e anche purtroppo della cosa pubblica, che invece dovrebbe essere gestita con criteri di imparzialità, le associazioni culturali che lei definisce scomode sicuramente si mettono in condizione di non poter sperare in aiuti da parte del comune. Invece questo devo dire, per quel che mi riguarda almeno, dovrebbe essere oggetto di una gestione assolutamente imparziale, in cui gli uffici comunali non ricevono ordini dal sindaco, dal capo del sindaco. Se c'è una voce di bilancio che permette di finanziare, cofinanziare, aiutare associazioni, dovrebbe essere gestita a livello tecnico senza interferenze politiche. E questo, ad onore del vero, non è un problema soltanto di questo sindaco, perché nel 20ennio precedente c'è stata una gestione assolutamente clientelare, non ho paura di dirlo. Chi non era vicino al PD non poteva lavorare, nel senso che non poteva contare su nessun aiuto pubblico. Quindi fra la gestione padronale del sindaco uscente e la gestione clientelare di una certa sinistra che abbiamo visto all'opera a Venezia, ritengo sia giusto proporre la terza via è il terreale, perché con noi la gestione sarà una gestione imparziale. Riusciamo a... Grazie. Senta, io continuerei a farle delle domande perché effettivamente ne sono arrivate. Mi trattengo qui, questa era la sveglia perché in realtà abbiamo sforato. Allora, ne ho un'altra. Grazie. Il suo programma prevede tassazioni ad aliquote superiori per chi a Venezia non destina immobili per uso residenziale, così? Una simpatica barzelletta. Questa è una simpatica barzelletta e dimostra anche scorrettezza da parte di chi ha fatto la domanda, che probabilmente può aver partecipato a uno dei tanti dibattiti in cui abbiamo costruito un programma partecipato, in cui sono state fatte molte proposte. La versione finale del programma l'ho approvata io come candidato sindaco, non c'è nulla di simile nel programma. Noi la leva fiscale la usiamo solo come incentivo, per incentivare comportamenti virtuosi. Abbiamo nel programma la proposta di ridurre le aliquote tarie, ridurre l'IMU, non di aumentarla per nessuno. Nel nostro programma ci sono solo riduzioni di imposte, perché l'imposta di soggiorno ci permette, e lo sa l'assessore in carica, è un'imposta di scopo. L'imposta di soggiorno permette al Comune di Venezia di effettuare riduzioni delle aliquote tari finanziandole con l'imposta di soggiorno e non con l'aumento delle imposte per qualcun altro. Quindi smentisco questa barzelletta, frutto di malafede. Perché la stessa persona fa la seconda domanda. Bene. Il suo programma prevede che a Venezia o a Mestre
chi abbia immobili sfitti non ristrutturati o locati ad uso turistico vada incontro ad un'aliquota sulle imprese superiori a quelle a cui andrebbe incontro in caso di locazione ad uso residenziale. È così? No, Aspetti, e se sì, con differenze tra contratti a canone libero 4+4 e a canone concordato con il comune 3+2. Ripeto il concetto, domanda in malafede fatta da chi probabilmente ha partecipato a discussioni preliminari durante il mese di maggio. Come è normale che sia in un programma partecipano molte persone, alcune proposte sono state scartate. Punto. Ascolti, proseguiamo con le domande. Allora, a lei è stato un convinto sostenitore del referendum per l'autonomia amministrativa di Mestre Venezia. Oggi l'argomento è chiuso, ma la necessità di riconoscere l'identità alla città di Mestre e di offrire adeguate soluzioni ai suoi problemi, che non sono quelli di Venezia, è un bisogno sempre più sentito. Lei si impegna a designare una significativa figura di riferimento, un prosindaco per esempio, a cui conferire pieni poteri per la realtà di Mestre della terraferma? Possibilmente una donna o un uomo abitando che vivano la quotidianità, insomma, la città tutti i giorni. Ha già individuato qualcuno e se sì, possiamo sapere chi? Allora, la prima domanda ho già risposto, siamo gli unici a proporre una modifica dello statuto comunale che renda stabile e non revocabile il o la pro-sindaco di Mestre. Sulla domanda successiva rispondo in maniera molto corretta, credo onesta dal punto di vista intellettuale, quindi potremmo puntare ad avere sindaco e pro-sindaco se facessimo il 60% dei voti. Io punto a fare il sindaco, quindi è chiaro che la pro-sindaco e il pro-sindaco sarà un accordo di coalizione in cui andremo a chiedere a chi prende un voto meno di me di designare la o il pro-sindaco. Ci sono persone straordinarie a Mestre, non mancano. Il requisito principale, a mio modo di vedere, è sia qualcuno che vive a Mestre. Abbiamo un sindaco che vive a Mogliano Veneto, provincia di Treviso, non vive né a Mestre né a Venezia, non ha fatto neanche la fatica di venire a vivere qualche mese qui. Si trova ad amministrare la città più bella del mondo, molti dicono che lo sia, e non ci è mai venuto a vivere in questi 5 anni. Noi riteniamo che la pro-sindaco o il pro-sindaco di Mestre deve essere persona che vive a Mestre. Nella scorsa campagna elettorale il sindaco Brugnaro si era impegnato a rendere noti i bilanci delle due città, di Terra e di Acqua, ma poi non ha mantenuto la sua promessa. Lei si impegna a rendere finalmente noti a tutti i cittadini naturalmente i due bilanci e di conseguenza dissipare dubbi e false credenze sulle potenzialità e sulle criticità dell'una e dell'altra? Guardi, proprio perché io cerco di distinguermi rispetto a Brugnare Baretta, no, non lo prometto, perché io prometto soltanto ciò che sono sicuro di poter mantenere. I bilanci non sono 2, sono 3, Vicente Marghera. Andare a disaggregare il bilancio comunale in questo modo potrebbe essere un'operazione complicata. Io, senza aver sentito i miei tecnici, non mi impegno oggi qui davanti a voi a fare ciò che non sono sicuro di poter mantenere, perché questa è la mia etica. Noi stiamo promettendo ciò che siamo sicuri di poter fare. Detto questo, nel momento in cui ci sarà un pro-sindaco con determinate deleghe e voci di bilancio che sono a sua disposizione, è chiaro che stiamo già facendo un passo in quella direzione, così come lo facciamo nel momento in cui parliamo di riportare a livello di municipalità alcune deleghe con delle voci di bilancio gestite a livello di municipalità. Promesse non verificate con i miei tecnici non ne faccio perché non sono un tuttologo, diffidate dei tuttologi. Grazie. Nei confronti del commercio e delle attività produttive a Mestre, l'atteggiamento delle passate amministrazioni e dell'attuale è di una malcelata rassegnazione, con l'addebito delle cause della disastrosa situazione che il centro di Mestre vive sulle spalle degli stessi operatori commerciali che la subiscono e i cambiamenti apportati dal web. Cosa di ineluttabile insomma, che esonera l'amministrazione da rimboccarsi le maniche dallo studiare e mettere in atto interventi strutturali e non di colore, diciamo, fino ad oggi mai messi in atto. Anche lei di questo stesso avviso? È tutta colpa di Amazon e della poca capacità di rinnovamento dei commercianti? Lasciamo Mestre il suo inesorabile destino? Assolutamente no, non lasciamo Mestre al suo destino. Io parto da un principio: think globally, act locally. Ci sono i fenomeni globali che conosco per il lavoro che ho fatto in questi 30 anni, ma ci sono le risposte locali che permettono all'economia locale di reagire, difendersi, essere resiliente. Il ruolo dell'amministrazione comunale è fondamentale.
Se voi pensate che il sindaco uscente si è tenuto la delega al commercio, allo sport, alla cultura e altre cose ancora, c'è qualcosa che non va. Ma se vogliamo andare più indietro nel tempo, è anche vero che gli assessori al commercio precedenti si occupavano prevalentemente di Venezia. E Mestre è stata sistematicamente trascurata, ignorata, vilipesa e offesa. Con noi non succederà. Il sindaco non tratterrà per sé queste deleghe. Avremo un assessore, un'assessora al commercio che si fa carico di dare risposte alla sofferenza che io tocco con mano in questi giorni a Mestre, serrande chiuse, negozi chiusi. Ci sono risposte possibili, certo che sì. E su questo vogliamo lavorare insieme con la città, mano nella mano con chi vive di commercio a Mestre. Senta, una cosa, mi dice due cose negative su Marco Gasparinetti? Ma sicuramente E se può, anche tre se vuole. Mi dice qual è il suo punto debole? Allora, Questo perché molto volentieri. evidentemente Ci devo pensare. la vogliono conoscere. Ci devo pensare, e ma non poi farò. c'è anche la terza, abbia pazienza se la interrompo. Ma anche la quarta, come vedevo. Mi può dire il suo orientamento religioso? Certo che sì. Beh, partiamo dall'ultima se vuole, che è la più facile. Io sono cresciuto con dei valori cristiani che mia madre e mia nonna mi hanno trasmesso perché erano molto cattoliche. Da ragazzo suonavo la chitarra classica in chiesa, facevo Boy Scout e questa è l'educazione che ho ricevuto. Il fatto poi che nella vita adulta mi sia allontanato dalla pratica, nel senso che non mi ritengo assolutamente un cattolico praticante, non significa che abbia dimenticato gli insegnamenti che parroci straordinari che io ho conosciuto mi hanno trasmesso e che io cerco di mettere in pratica, perché a volte la Chiesa, come istituzione, predica bene e razzola in modo diverso, a volte invece ci sono i parroci straordinari, a Mestre ne avete molti, a Marghera, che fanno delle cose in linea con quella che è la storia millenaria e l'insegnamento della Chiesa. E devo dire che in questo non ho difficoltà a dire che mi ritengo una persona che ha dei valori cristiani. Domanda precedente, punti deboli. Altro che due, potrei trovare 3, 4, 5. Ma ce ne dico qualcuno. Diciamo che come candidato sindaco, innanzitutto, il mio punto debole è sicuramente quello di avere degli spigoli, come gli spigoli che vedo. Ci sono in questo negozio, no? Degli oggetti, dei mobili che hanno degli spigoli. Se la persona che si confronta con me in malafede o in modo non corretto ritiene di imputarmi cose che non corrispondono alla verità, posso reagire in modo a volte anche scortese, come ho fatto qualche minuto fa. Mi scuso con voi che siete degli ospiti straordinari, avete dato a me questa opportunità, però effettivamente il senso della giustizia che mi pervade e che nasce anche dagli insegnamenti cristiani è tale che quando vedo un'ingiustizia faccio fatica a stare zitto. Quando ho visto l'ingiustizia in questi anni, sapete come piattaforma civica quanto ci siamo battuti in favore dei più deboli, degli indifesi, perché è un senso di giustizia che è innato nell'uomo, non è una cosa che uno può controllare. Se sono persone ciniche, non sono una persona cinica. Non avrei dovuto candidarmi a fare il sindaco, è vero, perché non sono una persona cinica. È un profondo senso della giustizia che ispira i miei comportamenti e le mie azioni. Questo è il mio difetto principale. I suoi difetti? Ma ce ne sono sicuramente anche altri. Non sono telegenico, non sono fotogenico, per dire un altro. Chi mi conosce in persona magari apprezza in me determinate cose che poi faccio fatica a trasmettere davanti a una telecamera, o peggio ancora le fotografie. Ci sono fotografie di me assolutamente orribili che girano, mi dispiace. Non è un contest di bellezza, non mi sono candidato a fare Miss Italia, mi candido ad amministrare una città sapendo che per 30 anni ho lavorato nella pubblica amministrazione italiana ed europea e penso di poter restituire alla città ciò che Venezia mi ha dato, accogliendomi come veneziano di adozione. Perché ricordatevi bene, io non sono un veneziano nativo, ho appena compiuto 18 anni come residente del Comune di Venezia e li sto compiendo in questi giorni, festeggerò oggi con voi, magari poi possiamo bere una spritz, i miei 18 anni da cittadino veneziano. E a Venezia credo di dover restituire ciò che mi ha dato in questi anni. Senta, tanto per farle l'ultima domanda, perché il nostro tempo è scaduto. D'accordo. E venendo diciamo nel concreto, se domani lei venisse eletto sindaco del Comune di Venezia, quali sarebbero le priorità per quanto riguarda Mestre dei primi 100 giorni, diciamo, no? Adesso si usa dire così, no? Sui primi 100 giorni, o forse dei primi 3 mesi? Sì, noi infatti abbiamo scritto i 90 giorni, non so se avete notato, il nostro programma in ogni capitolo ci sono le cose che ci impegniamo a fare in quei 90 giorni. Ha in mente qualche idea che si concretizzi in azione? Certo che sì. Ce la può spiegare? Possiamo partire da quella riforma dello statuto comunale che noi proporremo con delibera di giunta nei primi 90 giorni, che va approvata al Consiglio Comunale, ma la proposta viene dalla giunta.
Nei primi 90 giorni mi impegno a fare ciò che un sindaco può fare, ad esempio chiamare il comandante dei vigili urbani, che dipende dal sindaco, e dirgli guarda, queste sono le priorità della settimana. Abbiamo un vetro di Murano contraffatto dappertutto, imbrogliando il turista e massacrando le imprese muranesi che sono ridotte al collasso. Il sindaco ha il potere di chiamare il comandante dei vigili urbani e dirgli adesso per una settimana tu ti fai il giro dei negozi che vendono vetro, verifichi perché c'è un marchio vetro di Murano che può essere verificato con qualunque smartphone o iPhone, in 2 secondi si vede se è quello vetro di Murano. Esempio. Ci sono altre cose invece che richiedono tempo più lungo. Certo, se parliamo di grandi insediamenti e infrastrutture, e con la tempistica delle procedure di via e tutto il resto, per non parlare di varianti, piano regolatore e quant'altro, richiedono tempi più lunghi, non posso dire che le facciamo in 90 giorni. Ma sulla sicurezza, ad esempio, noi vorremmo che Mestre ritornasse ad essere una città in cui le persone possono camminare anche in via Piave. Perché non è possibile leggere quello che leggiamo quasi ogni giorno, Mestre capitale dello spaccio, dei morti verdosi, e al chiostro dell'M9 il libraio minacciato. Non è possibile, dobbiamo ridare a Mestre condizioni di sicurezza e per farlo noi pensiamo anche di ripristinare il vigile di quartiere, di valorizzare il controllo di vicinato, perché il controllo di vicinato ha un suo ruolo da svolgere, e sviluppare tutte le sinergie fra il cittadino che è il primo presidio di legalità e il primo anticorpo contro la microcriminalità, sono i residenti. Quindi ridare spazio al controllo di vicinato e al vigile di quartiere che una volta esisteva non c'è più. Bene, senta, se ha piacere l'appello, fare un appello, perché dovrebbero votarla e se vuole chiedere il voto lo può fare guardando la telecamera e si prende il tempo che le serve. Non ho bisogno di molto tempo per riflettere. Non votatemi, non fatelo, perché farò quello che dico. Votate piuttosto i 35 meravigliosi candidati consiglieri comunali che noi proponiamo, persone che si mettono a disposizione della città, sono artigiani, imprenditori, liberi professionisti, c'è un ristoratore. Abbiamo 2 regatanti che domenica la regata storica potrete vedere in diretta. Votate i nostri 35 candidati, votate Terre Acqua, il voto per me non lo chiede nessuno. Grazie. Diciamo veramente una cosa anomala e sono marziano come qualcuno ha definito. Posso dire, noi non abbiamo ancora finito, allora vorrei ricordare a chi ci segue che questa sera alle 18:30 avremo con noi come ospite il candidato sindaco del Partito dei Veneti Stefano Zecchi, il professor Stefano Zecchi. Ricordo a chi ci ha seguito che può trovare la registrazione su YouTube digitando su Google, naturalmente scrivendo il nome del candidato sindaco con amministrative 2020 e il nome del candidato sindaco. Nel giro di un giorno verrà messo su YouTube, formattato con tutto quello che serve. Ringrazio Marco Gasparinetti, grazie Marco. Io resto per firmare un modo perché vorrei, come si era detto, se mi accettate. Ecco, io una cosa che non ho detto, non l'ho detto per rispetto, non volevo che magari venisse strumentalizzata la cosa. Questo lo facciamo dopo. Tu sai cosa strumentalizzata la cosa, ma Marco è anche un socio di Mestre Mia e dunque sapevo che saresti stato molto preparato su Mestre anche perché abbiamo avuto modo di fare delle battaglie assieme. Assolutamente sì. La cosa ci ha fatto molto. E continueremo comunque sia. Qualunque sia la direzione con la radio. Assolutamente, so che abbiamo un buon interlocutore e dunque, ma questo non c'entra nulla con la candidatura di Marco a prescindere, giusto Marco? Grazie a tutti e a questa sera alle 18:30 vi aspettiamo, grazie. Grazie.